Ciao a tutti, buonasera. Questa sera facciamo la tagliata di pezzata rossa friulana con patate fritte. Allora, ingredienti sono patate, queste sono patate pasta gialla tipo Mona Lisa. Io le ho già lavate e tagliate e le ho fatte bollire per 5 minuti in acqua già bollente. Questa, poi chiaramente la pezzata, sale fino, sale grosso, un macinino per il pepe, olio d'oliva, un po' di verdura per guarnire il piatto e possiamo cominciare. Allora, per prima cosa prepariamo il contorno, le patate fritte, padella antiaderente, un po' di olio d'oliva, oggi c'è di nuovo mia moglie a fare la regista, per fortuna. Un po' di olio, scaldiamo l'olio e poi andremo a mettere le nostre patate da friggere. Se avete la friggitrice potete usare la friggitrice, io non ce l'ho a casa, allora usiamo questa. Le patate hanno già una mezza cottura fatta in acqua, risteranno anche meno a cucinarsi. Io le ho lasciate con la buccia, ma voi se volete potete anche sbucciarle se vi piacciono di più. Prima di mettere a friggere le patate, io ho già preparato queste bastano. Io ho già preparato un piccolo colapasta con un po' di carta assorbente, in modo che poi andremo a mettere le patate che sgoccioleranno un po' l'olio. Andiamo a girarle mentre friggono. Io le ho tagliate anche grosse, poi se vi piacciono più fine potete farle di spessore più fino, insomma, vedete voi quello che preferite. Sono patate fresche raccolte meno di un mese fa, quindi si fanno anche molto velocemente. Ancora un po'. Quando le fate bollire in acqua prima di friggerle, ci mettete un po' di sale fino o grosso indifferente e un po' di bicarbonato. Fate bollire per 5 minuti. Poi invece per cucinare la nostra tagliata useremo una padella come questa, tipo griglia. Oppure se avete la griglia potete usare la griglia, oppure se non avete né la griglia né questa potete usare anche una padella antiaderente con un filo di olio. Allora, un attimo che lasciamo friggere ancora un po' le patate, perché poi la carne sta poco a farsi, è una carne che va lasciata al sangue, andrebbe cucinata al sangue, poi dipende, c'è chi vuole mezza cottura, chi vuole tanto cotta, però se la cucinate troppo è rovinata perché diventa dura e in più perde i suoi sapori. Siamo quasi. Cosa vedi? Ok, allora, adesso possiamo fare così, prendiamo anche questo. Queste qui le mettiamo qui, tanto sono quasi cotte. Andiamo a scaldare la piastra, ci mettiamo un pizzico di olio d'oliva e poi in una carta andiamo ad allungarlo e a ungere tutta la piastra, in modo che non vada ad attaccarsi poi la carne che si rovina.
Nell'audio sentirete mia moglie che ride, non so perché ride, ma sta ridendo, quindi vabbè, contenta è. Lasciamo scaldare la piastra. Qui sono già praticamente cotte perché mezza cottura l'hanno fatta in acqua. In più sono patate fresche raccolte da poco, quindi si cucinano molto velocemente. Se vi servono patate, trovate queste patate nella nostra vendita diretta tutte le sere dalle 18 alle 20:30. Allora, qua chi è riscaldata? No, solo un momento, solo un attimino, ci siamo. Mia moglie continua a ridere, quindi probabilmente devo aver combinato qualcosa di cui non mi sono accorto. Vedremo dopo. Ok, allora, andiamo a prendere la nostra frittata rossa. Questa carne ha una decina di giorni di provatura. Questa carne viene dall'azienda agricola di Reste di Merlana in provincia di Udine. È una carne molto buona, le portano anche al pascolo nel periodo della malga, quindi sono vecchie tirate su anche all'aperto, quindi la carne è molto buona. Merita. Nel frattempo è arrivato anche il gatto. Non è per te. Con una spatola andiamo a staccarla in modo da non rompere la carne che poi si rovina. Vediamo. Ancora non ci vuole molto, ancora un paio di minuti e ci siamo. Poi andremo a tagliarla e ripiattarla. Per ripiattarla io oggi userò un piatto in Norvegia, chiaramente potete usare che piatto volete. Ci mettiamo un po' di verde, un'insalata mista che avevo in frigo, l'ideale è metterci un po' di rucola che però mi sono dimenticato di portare su. Mettiamo così nel piatto. Così. Girarla solo una volta. Chiaramente l'ideale è farlo su una griglia all'aperto. Solo un attimo ed è pronta. Intanto vediamo le nostre patate. Adesso le stanno bene abbrustolendo. Pronta. Adesso che le patate sono praticamente pronte, non so se le vedete ma sono belle un po' brustolite, teniamo il fuoco, andiamo a prenderle, cerchiamo di srotolarle dall'olio e le mettiamo nel colapasta con la carta solvente che ho già preparato prima. A metterle qua senza opzionarsi. E adesso anche la nostra carne è praticamente pronta. È praticamente pronta e devo tirarla giù prima
che si cucini troppo perché altrimenti è rovinata. Ok, sì. Allora, adesso la tagliamo. Poco. Martina, avvicinati. Allora, quando abbiamo fatto la cottura, praticamente andiamo a prendere un bel coltello affilato e andiamo a fare le nostre striscioline. Facciamo questo lavoro qui. Questa è una media cottura, non è al sangue, è una media cottura. A dire il vero l'ho cucinata un po' troppo secondo me, perché a me piace più al sangue. Ok, poi vi aiutate con la lama del coltello. Adesso mi avvicino per far vedere meglio. Allora, mi metto lì per far vedere meglio, se non si vede niente. Così. Ok, la sistemate bene nel piatto in modo che si veda all'interno la carne che è bella rossa. Poi andiamo a prendere un po' delle nostre patate, così, così, ok, dai. Allora poi un po' di sale grosso sopra la carne, così un pizzico, un po' di sale fino sulle patate, ok, un filo di olio sulla carne, olio d'oliva possibilmente buono, non come questo qui che è di supermercato, proprio vabbè, lasciamo perdere. E ci potete mettere una grattugiata leggera di pepe, ma giusto un pizzico. Il nostro piatto è pronto. Adesso per salutarvi faccio un brindisi con voi con un Cabernet Sauvignon, che secondo me è il vino migliore per mangiare una tagliata di roast beef, e ci vediamo alla prossima. Ciao!